Salve ragazzi, sono qui oggi a commentare una nuova partita avvenuta sulle pianure del Canto tra me e Robby. Una partita davvero molto carina poiché ho usato un'unità diversa dal solito, ovvero quella dei monaci a cavallo con Naginata, che sono davvero molto efficaci sia contro la fanteria sia contro la cavalleria nemica, se ben uppati. Ed eccoci sul campo di battaglia. Il mio esercito, come possiamo vedere, è composto da 4 unità di samurai, anzi no, da un'unità di samurai con katana e 3 unità di samurai con nodaki. Successivamente possiamo trovare gli Ashigaru con Yari che si muovono contemporaneamente agli arcieri e monaci guerrieri con arco entrambi. E le 3 cavallerie di monaci guerrieri con Naginata, mentre l'esercito del nemico è composto da un'unità di cavalleria leggera che cerca di prendere il più velocemente possibile la casa colonica, che aumenta la resistenza e la velocità di movimento di tutte le truppe. Successivamente possiamo vedere i samurai con arco nemico, accostati da 2 unità di monaci guerrieri con arco, il generale. Successivamente samurai con Yari, samurai con Nodaki e samurai con Naginata per proteggere le retrovie del nemico. Ecco che adesso mi appare un'unità di cavalleria con Yari nel boschetto del nemico. Invio una cavalleria di monaci guerrieri con Naginata per allontanare la cavalleria leggera e poi cerco di farla ritornare al suo posto, ovvero nel boschetto sul frontone sinistro, per nasconderla e quindi per evitare che venga scoperta dal nemico. Intanto la sua cavalleria, un po' impaurita dalle mie unità, cerca di trovare rifugio verso le mie retrovie, accompagnata dalla cavalleria Goiari che rimane bloccata nel boschetto, mentre questa cavalleria leggera avanza incostantemente verso, come possiamo dire, il frontone sud della mappa. Successivamente la mia cavalleria, le mie 2 unità di cavallerie di monaci con Naginata si fermano nel bosco, ma successivamente partono all'attacco, ovvero cercano di aggirare il nemico sul frontone sinistro, quindi per coglierlo alle spalle, mentre un'unità di monaci rimane sempre a cavallo, rimane sempre accostata accanto all'esercito per evitare che la cavalleria leggera sul retro mi attacchi e quindi possa causare qualche problema. Intanto i miei arcieri stanno per raggiungere una portata ottima per far venire la schermaglia e intanto si avvicinano aspettate, come si chiama? Si avvicinano a questo santuario dojo degli spadaccini che aumenta, come sapete, l'attacco corpo a corpo. Intanto non mi accorgo della cavalleria Goiari che va a colpire i miei monaci. Infine mi accorgo troppo tardi, intanto faccio avvenire lo scontro, mentre i samurai Goiari si avviano per fare a pezzi i miei cavalieri. Intanto avviene lo scontro, ovvero la schermaglia tra i miei arcieri e gli arcieri nemici. Come possiamo vedere, i miei monaci sono in grande vantaggio poiché hanno abilità nettamente superiori a quelle nemiche. Intanto faccio fuggire la mia cavalleria con monaci poiché è davvero svantaggiata, poiché stanno per arrivare i samurai Goiari che sono ottimi contro la cavalleria. Intanto ho fatto a pezzi la cavalleria Goiari e approfitto del generale, praticamente, che è sceso da cavallo, per distruggerlo, e infatti causo diverse vittime. Con una sola carica causo circa 8 vittime e adesso inizio a distruggerlo, ma sono costretto a fuggire perché i samurai Goiari si stanno avvicinando e poi le mie unità sono abbastanza scoraggiate. Così utilizzo le mie unità per colpire il nemico sulle retrovie, ovvero attacco i samurai con Odachi e gli arcieri. Così scombino l'esercito nemico e, aiutati i miei cavalieri dall'altra cavalleria che sta arrivando dal frontone sud, cerco di sferrare un attacco decisivo contro questi monaci guerrieri con arco. Successivamente non mi accorgo, cioè mando la cavalleria addosso ai samurai con Nodaki che ingenuamente, ma proprio ingenuamente, il nemico la manda contro i monaci guerrieri con Naginata. Così avviene lo scontro tra la mia cavalleria, mentre la mia fanteria resta ferma e aspetta un esito positivo da questa battaglia che sta avvenendo solo tra la mia cavalleria e l'esercito nemico. Dopo che ho fatto a pezzi i primi arcieri nemici, le mie 2 cavallerie si scoraggiano e scappano poiché non hanno nessuna speranza contro i samurai con Naginata. Intanto i miei arcieri continuano a bersagliare il nemico e si avvicina l'esercito, ovvero la colonna portante di questo esercito, ovvero
coloro muniti di nodaki e di katana. Successivamente gli arcieri continuano sempre a bersagliare il nemico mentre la mia cavalleria si ritira sul retro poiché ha ricevuto abbastanza colpi, quindi eh, a causa, cioè ci sono causati diverse vittime all'interno dell'unità. Successivamente avviene lo scontro tra le mie unità e le unità del nemico, ovvero i miei samurai con Nodaki che si scontrano con altri samurai con Nodaki del nemico, ma possiamo vedere che hanno un netto vantaggio su di essi poiché sono in sovrannumero e anche alimentata la loro sede di corpo a corpo dall'abilità chiamata raccolta del generale, che aumenta, come possiamo dire, il morale delle unità, quindi successivamente impedisce che esse scappino via. La mia cavalleria di monaci rimane sulle mie retrovie e appena praticamente la cavalleria leggera si scontra con i miei monaci guerrieri con arco, invio direttamente il generale a difendere i miei monaci, mentre sul frontone sinistro sono riuscito a vincere questa mischia e invio le mie unità verso il generale nemico e i monaci guerrieri con arco. La cavalleria leggera è in estrema difficoltà, infatti non riesce a sopravvivere all'attacco del mio generale, ed ecco le truppe del nemico che iniziano a fuggire incessanti sul campo di battaglia, e quindi ho riportato una fantastica vittoria. Comunque ringrazio a tutti per la visione, qui Edward Van Helgen. Grazie a tutti.